Il progetto consiste in questo velivolo radiocomandato, esteticamente è simile a un elicottero, la differenza principale è che ha 6 eliche. È un oggetto un po' insolito che normalmente non si vede volare, a differenza degli elicotteri. E la differenza sostanziale, oltre alle 6 eliche, è la stabilità che offre questo mezzo. Ed è per questo che lo utilizzo per unire quello che è la mia passione per il modellismo all'altra passione della fotografia e delle riprese aeree. Dal punto di vista tecnico, questo velivolo, appunto come dicevo prima, ha 6 eliche, di cui 3 girano in senso orario, 3 in senso antiorario. Il movimento, quindi la traslazione orizzontale piuttosto che verticale, viene data appunto cambiando l'intensità di rotazione. A differenza degli elicotteri, il passo di questa elica è fisso, non è variabile. C'è una centralina interna che si occupa di stabilizzare il mezzo. Ha un sistema GPS che permette la navigazione autonoma, quindi è sufficiente dargli le coordinate e lui raggiunge dei punti ben definiti prima tramite portatile. Una delle parti più interessanti e forse più insolite di questo velivolo è il fatto di avere un piano su cui viene ospitata una videocamera piuttosto che una macchina fotografica. Questo apparecchio è completamente indipendente dal mezzo. Questo cosa significa? Che c'è un altro operatore a terra a cui gli viene restituita l'immagine in tempo reale e operatore che può anche controllare la telecamera, quindi in maniera indipendente può direzionare lo scatto piuttosto che la ripresa nel punto che vuole. Questo progetto nasce ed è stato realizzato dalla mia passione per il modellismo e dalla mia passione per la fotografia. Io provengo da circa 15 anni di modellismo, prima con gli aerei, poi con gli elicotteri, ed appunto, come dicevo, dalla passione della fotografia. Ho scoperto questi mezzi da poco, sono un po' una novità per il nostro mercato. È un qualcosa già da molto tempo sviluppato in America e adesso sta prendendo piede anche da noi in Italia e in Europa. A questo progetto ho iniziato a lavorare circa 2 anni fa. Ho comprato prima tutta l'elettronica su cui ho sviluppato la piattaforma hardware, quindi di sostegno dell'elettronica stessa, e poi la base basculante per il supporto alla macchina fotografica. Supporto che è stato da me disegnato e da me ritagliato con macchina CNC. Prima di giungere a questo modello, che se vogliamo è quello finale, sono partito dagli elicotteri. Ho iniziato quindi a svilupparci sopra degli appoggi appunto per la macchina fotografica, e alla fine ho giunto alla conclusione che questo qua era il mezzo più prestante in termini soprattutto di stabilità. Infatti il problema maggiore di questo non è tanto il volo, più che altro avere come risultato delle immagini stabili. Le applicazioni di questo oggetto volante, che in realtà si chiama Hexacopter, sono molteplici, sono applicabili sia in ambiente interno che esterno. Alcuni esempi possono essere l'ambiente sportivo, piuttosto che l'ambiente immobiliare, piuttosto che quello turistico. E il vantaggio rispetto ad altre macchine è che, essendo una macchina a motori elettrici, non ha alcun tipo di inquinamento sia acustico sia visivo, quindi non abbiamo alcun fumo che magari può danneggiare una ripresa. Un'esperienza che posso portare come esempio è stata la ripresa nazionale di sci, questa fatta in Trentino. In pratica la nazionale di sci mi ha chiesto, aveva la necessità di avere una ripresa dall'alto dei loro movimenti. Un elicottero vero non poteva permettersi questo tipo di ripresa, per questo è stato utilizzato il mio mezzo con, a quanto sembra, ottimi risultati. Ci sono 3 tipi di modalità con cui può essere portato in volo questo modello. La prima si tratta di un volo a vista, quindi io col mio radiocomando piloto il modello guardandolo. La seconda, che è quella, diciamo, quella classica, la seconda modalità invece tramite un sistema GPS che è integrato. In questo caso io ho la possibilità di portare in volo il modello, di dargli delle coordinate a priori specificate, il modello raggiunge i punti di destinazione e può compiere alcune azioni, tra cui ad esempio scattare una foto piuttosto che registrare un video. Una terza modalità, che forse è quella più affascinante invece, consiste nel indossare un paio di occhiali LCD, avere una microcamera integrata al modello e pilotare il modello come se io fossi solidale al modello stesso. In questo modo posso muovermi per tutta la città senza alcun limite, se non quello di batteria e di tempi che più o meno si aggirano intorno ai 20 minuti di volo effettivo.